Qui nel Museo Diocesano ci sono varie raccolte preziosissime, per esempio ci sono degli smalti molto rari, delle armature stupende, una raccolta di avori e anche di arazzi. Però io sono qui con un obiettivo particolare. Eccola qua, l'ultima cena delle monache benedettine, c'è tutto, c'è naturalmente Gesù, c'è Giuda cattivo, ha anche rovesciato il sale, che schifo, però il contraltare c'è il cagnolino bianco, puro e fedele. Siamo sicuramente a Mantova, guarda, quel pane lì è il pane a baule, tipico di Mantova, e poi soprattutto, guarda, stanno mangiando una punta di grana padano. Oh. E per miracolo si è materializzato Cornelio Marini. Il formaggio abbiamo raccontato come lo fanno, ma io vorrei raccontare anche e imparare come si mangia. E quindi mi tocca un super assaggio di 5 diversi tipi di grana padano, uno per ogni regione di produzione: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Trentino. Qui abbiamo 5 spicchi di forma, esatto. Ecco, di grana padano riserva. Riserva, vuol dire che è oltre i 20 mesi. Ma io, consumatore, da cosa capisco che è formaggio stagionato? Ci sono dei piccoli cristalli. Questa si chiama tirosina, è un aminoacido che nasce soltanto, Patrizio, dopo che ha avuto una stagionatura oltre 18 mesi. Partiamo col primo assaggio di grana padano prodotto in Piemonte, ma come si fa? Spezziamo a metà, lo mettiamo sotto tutte e due le narici. È l'esercizio del topo, infilarsi nel naso 2 baffoni di formaggio. Io sento un profumo di latte bollito, un pezzettino e un formaggio che si rompe facilmente. Immediatamente sentiamo sulla punta della lingua la sua dolcezza, dopo dalla parte un po' l'acidità, la sapidità, ha una leggera solubilità. Acidità, sapidità, solubilità. A me servirebbe un po' di umidità per mandare giù il boccone. Alta Langa di OCG, metodo classico naturalmente, a base Chardonnay. Oh, latte e vino e son felice come un bambino. Guarda, bellissimo, ho capito quasi tutto. La cosa che però non ci credo che possa essere differente in questo qui piemontese da quest'altro che viene invece dall'Emilia. Dall'Emilia. L'unica cosa è provare. Ecco. In realtà il grana padano è un prodotto omogeneo, fatto comunque secondo lo stesso disciplinare, ma risente delle influenze dei vari territori. Adesso tocca all'Emilia-Romagna. Ecco, si sente qua già un profumo più delicato. Ecco, qua il ricordo non è più verso il latte bollito, mi ricorda più il burro e la panna. Questo è Ortrugo DOC, metodo classico. Scusa, ha detto Ortrugo? Sì. Esiste? E certo, viene da Piacenza, certo. Dai! Col prossimo assaggio ne imparo un'altra. Tu mi dirai perché tutte e due le narici, non basta una sola? Una narice è predisposta per sentire i profumi legati all'acidità e un'altra narice è predisposta a sentire i profumi dolci. Questo è grana padano veneto. Latte acido, sì, che ricorda lo yogurt, si sente una nota di tostatura come quella della nocciolina. Sono un uomo felice perché sto imparando a fare sia il sommelier che il granatiere. Il granatiere. Quello lì? Questo viene dal Trentino. E in qual caso abbiamo un Trentin grana. Qui vedo una cartolina, guarda, vedo una cartolina e le montagne del Trentino, le montagne, le mucche che i pascoli, i pascolano. polifiti, vedo le vacche. Ecco. Beh, qui abbiamo una fienagione particolare, perché certo. qua abbiamo il fieno del Trentino. Allora, c'è l'ultimo. Lombardia? Diciamolo. È mantovano, è mantovano, ecco. Mantova. È mantovano. Sento, Ecco. qui sento, guarda. Qui sento il casaro, qui sento la mia mamma che lo mette in frigo. La nota di crosta di formaggio, che è proprio un riferimento di una perfetta stagionatura. A questo punto io e Cornelio all'unisono ci sentiamo a casa e ritroviamo la vena poetica verna locale. I mantovani? I gammi alla brocca straca, sassamia da vaca. Ecco, questa è
caratteristica. Traduzione simultanea. Non siamo sazzi se non abbiamo in bocca sapore di formaggio. L'immancabile Lambrusco mi mette in confusione, ma mi porta a conclusione. Un bel brindisi al grana padano in tutte le sue forme.